culto de Páscoa. Te invito ad alzare e applaudire in nome del Signore Gesù, già subito. Amém. Glória a Dio per questo momento. Glória a Dio perché noi possiamo fare parte di questo momento. Glória a Dio perché noi sappiamo che Dio è già presente in questo luogo e noi ricordiamo una data così speciale, noi ricordiamo un giorno così speciale per noi che ci ha dato la salvezza, che ha cambiato la nostra vita, che ha trasformato la nostra vita. Io ti invito in questo momento ad alzare la tua voce, cominciare a parlare con Dio, comincia già a ringraziarlo perché Lui ti ha salvato, Lui ci ha salvati. Comincia già a dirlo a Lui: Signore, grazie perché questo sacrificio è stato per tutti noi. Grazie Signore perché Tu sei morto per noi. Oggi noi siamo qua riuniti, Signore, a festeggiare, a celebrare la nostra salvezza, Signore. Celebrare colui che ci ha salvati dalle tenebre e ci ha messo nella Tua luce, Signore. Padre, nel nome di Gesù, Padre, noi preghiamo oggi, Signore, perché questo culto, Signore, sia un culto di ringraziamento, Signore. Sia un culto, Signore, in cui noi ci posizioniamo ancora di più alla Tua presenza. Sia un culto in cui noi, Signore, il nostro cuore sia ancora più grato, Signore, perché il Signore ha fatto grandi cose per noi. Il Signore non ha scherzato quando è venuto per salvarci. Il Signore ha fatto sul serio. Il Signore è arrivato fino alla fine. Il Signore è arrivato alla morte di croce per salvare la nostra vita, Padre. Signore, grazie perché ogni persona che è qui, Signore, ha ricevuto il Tuo amore. Grazie perché ogni persona che è qui ha provato di questo amore, Signore. Grazie perché ogni persona che è qui ha celebrato, Signore, la salvezza. La salvezza è arrivata nella loro casa, Signore. Grazie, Signore, perché noi siamo una chiesa, Signore, che noi capiamo, Signore, il Tuo sacrificio, Signore. Non è stato un sacrificio vano, Signore, ma è stato un sacrificio che oggi noi siamo frutti di questo sacrificio, Signore. La salvezza è arrivata nella nostra casa, la salvezza è arrivata nella nostra vita, la salvezza ci ha trasformato, Signore. Il Tuo sacrificio ci ha trasformato, Padre. Il Tuo sacrificio ci ha salvati, Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto anche pregando per questa città, Signore. Noi vogliamo cominciare questo culto, Signore, dichiarando, Signore, che tante persone riconosceranno questo sacrificio, Signore. Tante persone arriveranno alla salvezza, Signore, per il Tuo sacrificio, Signore. Noi cominciamo questo culto, Signore, innalzando, Signore, il Tuo nome su Verona, Padre. Innalziamo il Tuo nome che è al di sopra di ogni nome, Signore. Signore, l'unico capace di salvare, Signore, l'unico capace di trasformare, l'unico capace di cambiare, Signore. Noi dichiariamo, Signore, salvezza per Verona nel nome del Tuo sangue, Signore. Per il Tuo sangue, Padre, per il Tuo sangue c'è salvezza, Padre. E noi dichiariamo su questa città, Signore, la salvezza, Padre, così come noi abbiamo ricevuto, noi abbiamo accettato, noi abbiamo riconosciuto, Signore. Noi preghiamo per i nostri parenti, Signore. Noi preghiamo per la nostra famiglia, Signore. Noi preghiamo, Signore, per i nostri, Signore, che non credono ancora in questo sacrificio. Padre, oggi è un giorno, Signore, che noi ci versiamo su di Te, Signore. L'aspettativa, Signore, più grande, Signore, che la salvezza arriverà, Signore, anche per i nostri parenti, per la nostra famiglia che non conosce il Tuo nome, Signore. Forse noi preghiamo per tanto tempo, forse noi dichiariamo per tanto tempo, Signore. Forse noi non vediamo cambiamento, Signore, ma noi vogliamo dichiarare che da oggi in poi, Signore, da oggi in poi, Signore, tanti nostri parenti, Signore, tanti di nostra famiglia riconosceranno il Tuo nome, Signore. Riconosceranno il Tuo sacrificio, riconosceranno che soltanto Tu, Signore, puoi portare la salvezza, Padre. Padre, noi vogliamo dichiarare questa sera, Padre. Noi vogliamo dichiarare salvezza, Padre, sulla nostra famiglia, sulla vita dei nostri figli, sulla vita, Signore, dei nostri mariti e delle nostre mogli, sulla vita, Signore, del nostro vicino, Signore, che noi preghiamo tanto, Signore.
Signore, la morte di croce è stata per tutti noi, Padre, e noi vogliamo celebrare questo, Signore, ringraziarti per questo, Signore, onorarti per questo, Padre. Noi non siamo meritevoli, Signore, di tanto amore che il Signore ha versato sulla nostra vita, ma noi siamo qui, Signore, noi siamo qui per questo amore, Signore. Noi sbagliamo, Signore, noi molte volte neghiamo il tuo nome, Signore, il Signore continua ad amarti, Signore, e questa sera noi dichiariamo, Padre, per sempre il tuo nome sarà innalzato, per sempre il tuo nome sarà adorato, per sempre, perché tu, Signore, hai vinto contro la morte, tu hai vinto contro la morte e tu vivi, Signore. L'inferno ha pensato che avevi vinto, Signore, ma il Signore ha risuscitato, Signore, e è venuto per salvarci, per cambiarci, per trasformarci, Signore. E oggi noi vogliamo celebrarti, Signore, celebrarti, onorarti, Signore, e noi vogliamo dichiararti che per sempre lo faremo, Signore, per sempre ti onoreremo, per sempre ti esalteremo, Signore, perché tu sei l'unico Dio, tu sei l'unico Dio di essere innalzato e onorato, Padre, e questa sera noi siamo qui per farlo, Signore. Signore, ricevi la nostra lode, ricevi la nostra preghiera, ricevi la nostra adorazione, Padre, nel tuo nome, Signore, nel tuo nome, Signore, nel tuo nome, Signore. Noi ti adoriamo, Signore, Spirito Santo. La luna e le stelle piangono perché il Salvatore morì sulla croce, suo sangue ha versato Tu puoi dichiarare per i miei peccati, tutte le mie colpe, le mie colpe su di lui. Ultimo respiro, mentre guardavi il cielo, mentre guardavi il cielo, il sole del mattino e si è spento. Una grande battaglia fatta contro la morte, i poteri dell'inferno è sconfitto. La terra tremata, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore è per sempre. Oh morte, dove sei? Il re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò. La terra trema, il sepolcro, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amore, il suo perfetto amore è per sempre. oh morti, Oh morte, dove
cantiamo alleluia, lui ha vinto. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, Cantiamo alleluia, lui ha vinto. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero, e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. Sublime grazia, Sublimi grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero, e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. sublime, Sublimi grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero, e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. Sublime grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero, e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. Sublime grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero, e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. Adesso io posso vedere, io vedo i tuoi occhi di amore, perché io potessi vivere per me la sua vita. puoi cantare sublime grazia, Sublimi grazia, dolce il suono che salva il peccatore. Io cieco ero, e mi hai guarito, ero perso e mi hai trovato. ma adesso Adesso io posso vedere,
Gesù. Il tuo nome è il nome più dolce che c'è, il tuo nome è bellissimo, il tuo nome è al di sopra di ogni nome. Sei invincibile, sei inigualável, sei al di sopra di ogni nome. Il tuo nome è bellissimo, Signore. Il tuo nome è dolce, il tuo nome trasforma, il tuo nome guarisce, il tuo nome cambia, il tuo nome, il tuo nome, il tuo nome, il tuo nome, Signore. Il tuo nome, il tuo nome, al di sopra di ogni nome, Signore. Il tuo nome ha potere, il tuo nome guarisce, il tuo nome trasforma, Signore. È per il tuo nome che noi siamo qui, è per il tuo nome che noi siamo qui, Signore. Spirito Santo, Spirito Santo, Santo Spirito de Deus, Spirito Santo. All'inizio eri la parola, uno con Dio l'Altissimo. Il mistero della sua gloria si è rivelata su. Cantiamo di nuovo all'inizio. All'inizio era la parola. All'inizio era la parola, uno con Dio. Il mistero della sua gloria si è rivelata su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Spirito Santo, lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Amore più grande del mio peccato, niente può dividerci. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù.
risuscitaci vivo, sei invincibile, sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu eri Dio, tu eri la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è il cielo ti adora, proclama la sua gloria, perché risuscitaci vivo sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu eri Dio, tu eri la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. Ma che nome bellissimo, Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù mio Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, nome di Gesù. Amen. Chi qua può dire che il nome di Gesù è bellissimo? Gesù si merita tutta questa adorazione. Gesù si merita tutta la nostra lode. Gesù si merita tutti i nostri sì. Gesù si merita tutto. Questo non è una cosa che avevo progettato. 20 minuti fa ho chiamato il pastore chiedendo se potevo portare una piccola testimonianza, perché oggi, forse la Chiesa non lo sa, non è stato presentato, però i giovani della nostra Chiesa erano ad un'evangelizzazione nel centro di Verona e voglio raccontarti una piccola storia che è successa oggi. Ce ne sarebbero tante, abbiamo ascoltato anche tante testimonianze di altri ragazzi. Una ragazza, stavamo facendo free hugs, abbracci gratis in centro, eravamo in piazza Bra, e una ragazza è venuta correndo sotto i portici lì di Verona, no? Verso di noi, ci ha abbracciate, non sapeva l'italiano, era qui in gita con la sua classe e viene dal Belgio, si chiama Julie, mi pare. E nessuno sapeva parlare in inglese in quel gruppo, solo io, e quindi mi sono messa un po' a parlare con lei e ad una certa lei mi fa: io avevo proprio bisogno di questo abbraccio, avevo proprio bisogno di questo abbraccio. E io ho detto una cosa molto semplice, io non sarò qui per darti un abbraccio tutti i giorni, però quando tu ne avrai bisogno, chiama Gesù e Lui ti darà tutto l'amore di cui tu hai bisogno. E lei stava per piangere, si stava commuovendo. Io ti dico questo, c'è una generazione fuori che ha bisogno di un abbraccio, che ha bisogno di amore, che ha bisogno di Gesù. E oggi noi siamo qui e stiamo dichiarando che Gesù è morto, che Gesù è risorto il terzo giorno, che Gesù è sceso, è andato al Padre. Però oggi voglio dirti questo: il corpo di Gesù è ancora su questa terra. E voglio che tu guardi te stesso, perché se tu fai parte della Chiesa, la Bibbia dice che la Chiesa è il corpo di Cristo. Questo vuol dire che i tuoi piedi sono i piedi di Cristo, che le tue mani
sono le mani di Cristo, che la tua bocca è la bocca di Cristo. E dove Cristo andava, noi dobbiamo andare. Dove Cristo parlava, noi dobbiamo parlare. Quello che Cristo toccava, quello che Cristo abbracciava, noi dobbiamo fare. Noi siamo il corpo di Cristo. Sì, Gesù siede alla destra del Padre innalzato, l'abbiamo cantato. Però Cristo, il suo corpo, è qui sulla terra. Noi siamo il corpo di Cristo. E io voglio chiederti questo: qual è un corpo che non ascolta quello che il capo comanda? E noi sappiamo chi è il capo della Chiesa. Il capo della Chiesa chi è? È Cristo. Questo vuol dire che non importa forse il risultato di questa evangelizzazione che abbiamo fatto. Ho letto una frase in questi giorni che non è il risultato delle nostre azioni che conta, è l'obbedienza che abbiamo a Dio. E quando un corpo è obbediente alla mente, è un corpo che funziona bene. E oggi noi siamo chiamati ad essere il corpo di Cristo, anzi non siamo chiamati, siamo il corpo di Cristo. E il corpo di Cristo deve essere obbediente alla mente che è Cristo. Dobbiamo andare come Gesù andava, dobbiamo fare quello che Gesù faceva, dobbiamo parlare come Gesù parlava. Perché? Perché c'è un mondo pieno di ragazzi, di ragazze, di uomini, di donne, di anziani come Julie, che hanno bisogno di Cristo. Hanno bisogno di Cristo. E noi abbiamo la responsabilità. Noi abbiamo la responsabilità. Amen. Volevo lasciarvi solo questo, e davvero che adesso mentre cantiamo, che davvero Dio possa convincerci, che Dio possa convincerci fino in profondità che c'è un mondo che ha bisogno. Certo, qui c'è bisogno, però fuori c'è molto più bisogno. E noi siamo chiamati a fare, noi siamo chiamati ad andare, noi siamo chiamati a parlare. E questo non è solo un compito dei missionari, questo è un compito del corpo. Questo è un compito del corpo. E noi, fratelli e sorelle che siamo qui, siamo il corpo di Cristo. Amen. La morte ha vinto, il velo ha strappato. Sei invincibile, sei invincibile, ineguagliabile, ora e per sempre regnerai. Tu sei il Re, tu è la gloria sopra ogni gloria
che nome bellissimo, il nome di Gesù. Che nome bellissimo, non è per te, ma che nome bellissimo, nome di Gesù. Amen. Oggi siamo qua a celebrare questo amore che Dio ha per noi. La Bibbia ci dice che Dio ci ha tanto amato da mandare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo vuol dire che Dio ci amava ancora prima che noi fossimo Suoi figli. Dio ci amava ancora prima. E oggi siamo qua a celebrare e a festeggiare questo amore. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. La testimonianza che ha dato Sonia me l'aveva detta velocemente al telefono. È una testimonianza che mi ha colpito, perché quello che Dio mi ha parlato per questa sera è un messaggio molto forte, ovvero ritorna a me. Ciò che Dio vuole parlare questa sera alla sua Chiesa è ritorna a me. Ritornare a me in che modo? Anche salvando altre vite, anche portando il messaggio del Vangelo. Ieri ho mandato dei messaggi ad alcuni uomini della Chiesa con un versetto per la riflessione. Uno di questi uomini mi ha risposto con un audio di 3-4 minuti, al che ho pensato, ma la riflessione doveva farla tra sé e sé, non doveva fare a me la riflessione. E poi ho cominciato a sentire quest'audio e in quest'audio mi ha raccontato una testimonianza bellissima. Questo è un fratello che parla pochissimo italiano, con me non ha quasi mai parlato italiano e è molto molto timido. Eppure nel suo audio mi diceva che proprio in quella giornata lui era in fila, in coda, in qualche ufficio e dietro di lui c'era un signore italiano che ha cominciato a lamentarsi, a raccontargli la storia della sua vita, lamentandosi di ogni cosa. E questo nostro fratello, anche sapendo poco di italiano, anche avendo una grande vergogna, ha avuto in cuore, non sa neanche lui come, ha sentito proprio l'agire dello Spirito Santo, ha cominciato a rispondere a questo signore in italiano e ha cominciato a predicargli il Vangelo di Dio a questo signore. Ha scoperto che questo signore era evangelico, ha scoperto che si era allontanato dalla fede, è entrato in contatto con questo signore e chissà che piano Dio ha per la vita di questa persona. Quello che però noi sappiamo è che l'amore di Dio si dimostra in queste piccole cose. Dio ci ama da ancora prima che noi entrassimo in chiesa questa sera. Dio ci ha amato ancora prima di sacrificare suo figlio per noi. Possiamo dare un grande gloria a Dio per questo. Dio ci ha amato ancora prima. Amen. Sono pochi gli avvisi di questa settimana. Come sempre abbiamo la nostra sala di intercessione alle 7:30 ogni sabato prima del culto, mezz'ora di preghiera. Se tu non hai mai partecipato a questa sala di intercessione, vieni a partecipare. Oggi abbiamo fatto una scoperta. Fino adesso lo ipotizzavamo solamente, ma oggi abbiamo la certezza. A un certo punto stavo cercando Fabiano, mi è stato detto che era nella sala di intercessione e ho pensato, non è stato bruciato, non è stato fulminato nel momento in cui è entrato?
E invece no, era là che pregava. Questo vuol dire che anche gli uomini possono entrare da quella porta durante questa mezz'ora di preghiera. Oggi abbiamo avuto la conferma, vedete il presbitero Fabiano è qua, è sano, è salvo, non è stato fulminato, bruciato, non ha niente che non vada, magari anche un po' di gloria in più rispetto a quando non era ancora entrato in questa stanza. Quindi tutti sono benvenuti a pregare questa mezz'ora prima del culto, preghiamo per il culto, preghiamo perché Dio si possa manifestare. L'altro avviso che abbiamo, come sempre, è il nostro culto in casa. Questa settimana, a motivo delle varie cose che abbiamo dovuto da fare, sia qua in chiesa sia di preparazione, non abbiamo fatto il culto in casa, riprenderemo la settimana prossima. Il culto in casa è una programmazione della chiesa e tutta la chiesa è invitata a partecipare. Ma quando parliamo di culto in casa, vogliamo anche chiedere a voi che avete bisogno di una visita, voi che avete bisogno di una preghiera. Noi solitamente facciamo una scaletta per questi culti, ma se voi avete bisogno, entrate in contatto con noi, scrivete a me, scrivete all'Andrea, che riusciamo a trovare il modo per venire a casa vostra, fare un culto a casa vostra, fare una preghiera, portare qualche persona che possa insieme a noi pregare e benedire la vostra casa. Amen. Non abbiate vergogna, non tiratevi indietro, sono dei culti che portano benedizioni nelle nostre case. Quindi se avete questa necessità, aprite la porta di casa vostra, che lo Spirito Santo, sono sicuro, entrerà con forza e porterà gioia e salute alla vostra casa. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento per le decime, per le offerte, poi continuiamo ad adorare il nostro Signore. Io ti invito ad alzarti in piedi. Amen. Tu che oggi hai portato la tua decima, tu che oggi hai portato la tua offerta, sei molto benvenuto a portarla alla casa del Signore. Questo momento non è un momento per i visitanti, non sentirti costretto, te che stai visitando la chiesa per la prima volta. Questo momento è un momento per chi crede veramente che lo Spirito Santo ancora agisca in questa casa, che lo Spirito Santo ancora possa portare a sé persone, che lo Spirito Santo ancora salvi vite, faccia miracoli, guarisca vite. Tu che credi questo, vieni, porta la tua offerta alla casa del Signore per la continuazione, per l'avanzamento dell'opera di Dio su questa terra. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi vogliamo portare a te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, Signore. Ciò che tu, Signore, hai messo nel nostro cuore di portare, Signore, alla tua casa. Io ti chiedo, Signore, che in questo momento tu possa riceverlo con gioia, Signore. Vieni, Signore, a fare di questo momento un momento di allegria, un momento di adorazione, e vieni a benedire, Signore, le case di ognuno di noi, che tu possa portare la tua pace, la tua salute, la tua prosperità conforme alla tua volontà sulle nostre case e sulle nostre famiglie. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia! Con gioia adoriamo il Signore. Chi rompe il gioco del mio peccato, che è così forte, è il mio amato. Ire di gloria, di grande re dei re. Chi scuote il mondo con doni santi, chi ci sorprende con meraviglie. Ire di gloria, ire di gloria, di grande re dei re. Oh, che stupenda grazia, oh, che sublime amor, hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me.
incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Dichiari! Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Sublime amor, hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Allora, eu voglio sapere quem é crente raiz aí. Quem é crente raiz? Quem é crente raiz? Quem é crente raiz? Quem entende lá, os assembleianos lá atrás entende. Allora, una volta noi facevamo così per causare intriga dentro la chiesa, noi facevamo prima gli uomini cantano e poi le donne cantano. E quindi voglio fare questo perché mi manca questo tempo. Quindi per favore metti qua, Alex. Non essere di parte, Alex, perché cominciamo con le donne, tu non vai mettere le parole. Oh, che stupenda grazia. Amen? Dá o tempo. Adesso le donne canteranno, che stupenda grazia. E poi gli uomini, e poi tutti insieme. Oh, che stupenda grazia. Le donne. Oh, che sublime amore. Più forte donne, è una competizione. Vai Emilia. Incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Gli uomini. Che stupenda grazia. Oh, che sublime amore. Hai preso il posto che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto. Aspettate che ci sono i bambini. Olha. Oh, che stupenda. Incrocerà per me. La vita dato A Cris. Oh, Gesù io canto. Tutti insieme. Oh, che stupenda grazia. Oh, che sublime amore. Hai preso il posto
percorso che incrocerà per me. La vita hai dato tu per darmi libertà. Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. Alleluia, noi ci celebriamo Gesù. Alleluia. Amen. Allora, pace del Signore a tutti e benvenuti al nostro culto di Pasqua. Io voglio invitarti a sederti in questo momento. Ascolteremo una piccola parola, non assicuro in realtà che sia piccola. Oggi anche i nostri bambini resteranno qua a sentire questa parola, perché credo che sia non importante ma necessario per ogni cristiano sapere che cosa noi stiamo festeggiando oggi. Questa è la festa in assoluto più importante che noi cristiani possiamo festeggiare, la Pasqua del Signore. Io voglio prima di cominciare presentare i nostri visitanti. Sono con noi oggi Marilia, spero di aver pronunciato giusto, amica di Grace, lì dietro, e Angie, è giusto? Ok, che è venuta insieme a Daniele, sempre là dietro. Che cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Marilia, Angie, voi siete molto benvenute e quello che noi desideriamo sempre ai nostri visitanti è che possiate uscire di qua con un po' dello Spirito Santo che ci ha accompagnato fino a questo momento e che credo, sono sicuro ancora starà con noi fino alla fine di questo culto. Amen. Facciamo una preghiera prima di cominciare. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi ascolteremo la Tua parola, Signore, ci ricorderemo un po' del perché noi siamo qua oggi e di quale grande cosa Tu hai fatto per noi, di come Tu ci hai dimostrato il Tuo amore e di come Tu ogni giorno ce lo dimostri. Per questo io ti chiedo, Dio, che Tu possa usarti di me, che Tu possa purificarmi, Signore, santificarmi, lavarmi da ogni mio peccato, da ogni mia colpa, Signore, affinché possa portare la parola che Tu vuoi alla Tua Chiesa. Io credo che il Tuo Spirito questa sera possa agire in un modo nuovo nelle nostre vite. Io ti chiedo, Signore, che Tu possa avere la libertà di fare questo in mezzo a noi, in questa serata. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa sera noi festeggiamo la Pasqua. Vedete che qua abbiamo già imbandito un tavolo, perché alla fine di questa serata insieme rivivremo quello che Gesù ha vissuto nei suoi ultimi giorni, nei giorni della crocifissione. Voglio specificare una cosa, lasciarla ben chiara. Questa non è una Santa Cena. Oggi noi non celebriamo la Santa Cena l'abbiamo celebrata la settimana scorsa e questa non è la Santa Cena, voglio dirlo nel modo più semplice possibile. Oggi noi celebriamo, festeggiamo la Pasqua come Gesù ce l'ha celebrata e festeggiata insieme ai Suoi discepoli. Per mancanza di tempo, di organizzazione, non abbiamo avuto oggi l'agnello, le erbe amare e il pane azimo, ma
mi prodigherò affinché l'anno prossimo faremo questa festa come si deve, con agnello e tutto il resto. Oggi noi la festeggiamo con il pane, con il succo, che sono comunque alimenti che Gesù ha usato proprio in quell'ultima cena. Quindi tutti quanti questa sera hanno la possibilità di partecipare a questa festa, grandi, piccoli, battezzati, non battezzati, perché, ripeto ancora una volta, questa non è una santa cena, è solo festeggiare la Pasqua come Gesù l'ha festeggiata in quel giorno, ok? Non mi permetterei mai di dare la Santa Cena a chi non è battezzato. Noi con le dottrine della nostra Chiesa crediamo che possa partecipare della Santa Cena solo chi è in comunione con la Chiesa e chi è battezzato nelle acque, e io sono sicuro di questo. La Bibbia ci dice questo: quando noi prendiamo la Santa Cena, noi prendiamo il pane che è il corpo di Cristo. Ora, se una persona non è in comunione con la Chiesa, come può prendere il corpo di Cristo? Prima la diaconessa Sonia ci ha ricordato che noi siamo il corpo di Cristo. Quindi se noi nel giorno della Santa Cena prendiamo il corpo di Cristo, dobbiamo essere in comunione con la Chiesa. Allo stesso modo noi dobbiamo essere battezzati, perché c'è scritto che per prendere la Santa Cena noi dobbiamo saper discernere il corpo e il sangue di Cristo. Discernere vuol dire che noi dobbiamo capire che il pane e il succo sono il corpo e il sangue di Cristo. Per fare questo noi dobbiamo essere battezzati, o meglio, essendo battezzati, io ho la certezza che una persona battezzata può capire che uno è il corpo e l'altro è il sangue di Cristo, e in questo modo io posso dare la Santa Cena. Ma questa non è la Santa Cena, è solo un modo per rivivere quel giorno di Pasqua come noi oggi stiamo vivendo insieme a tutti quanti. Quindi tu che hai piacere questa sera di celebrare questo momento insieme, sarai benvenuto a prendere questo pane e questo succo. Non sarà letto il testo della Santa Cena, non sarà fatta una preghiera speciale per la Santa Cena, sarà semplicemente un momento per celebrare insieme questo momento. Amen. Per capire veramente cos'è la Pasqua, come ho detto, io cercherò di essere il più semplice che riesco questa sera, visto che ci sono anche i bambini e non vorrei che si addormentassero uno dietro l'altro. Per capire che cos'è la Pasqua, noi dobbiamo tornare indietro di molti anni. Possiamo capire che cos'è la Pasqua andando in Genesi al capitolo 3. In Genesi al capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 8, c'è scritto così: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna allora osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora gli si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Ripeto questa parola: poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Questo testo è il testo della Bibbia che ci insegna di quando l'uomo e la donna hanno commesso il primo peccato. Da quel giorno, da quel primo peccato,
il peccato vive dentro di noi. Noi già nasciamo col peccato in noi. Voi oggi guardate tutti questi bei bambini, direste che non hanno mai commesso niente di sbagliato, che a parte lì, va bene, lasciamo stare lì, che non hanno mai commesso niente di sbagliato, che sono tutti bravi, eppure il peccato vive anche dentro di loro. Il peccato vive in tutti quanti noi da quel giorno, da quell'istante in cui Adamo ed Eva hanno mangiato quel frutto. La cosa interessante è che, se avete sentito bene, Dio era solito camminare nel giardino insieme all'uomo, insieme ad Adamo ed Eva. Ma quel giorno, dopo quel peccato, l'uomo e la donna si nascosero dalla presenza di Dio. Questo è quello che il peccato ha fatto nelle nostre vite. Quando Dio ci ha creati come degli esseri perfetti ai suoi occhi. Di tutte le cose della creazione Dio ha detto: e questo è buono, questo è buono, questo è buono. Poi quando ha creato l'uomo e la donna ha detto: questo è molto buono. Noi eravamo molto buoni, noi eravamo perfetti agli occhi di Dio fino a quel giorno. Quel giorno c'è stata una separazione tra Dio e l'uomo. Quel giorno l'uomo si è nascosto dalla presenza di Dio. Questo è quello che il peccato fa nelle nostre vite. E tutti quanti noi, non c'è nessuno escluso, ha vissuto questo nella sua vita o vive questo nella sua vita. La nostra Pasqua, quella che festeggiamo oggi, non è la prima Pasqua che viene festeggiata. La prima Pasqua è quella ebraica e ci sono tante cose della Pasqua ebraica che ci fanno capire bene come si può ricostruire un rapporto con Dio. Quando Dio instaura la prima Pasqua, dice così, si trova in Esodo, al capitolo 12, leggerò alcuni versetti sparsi per fare un riassunto. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui 2 stipiti e sulle architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Mangiateli in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiateli in fretta. È la Pasqua dell'Eterno. Questa è la prima Pasqua che viene instaurata. La nostra Pasqua, la Pasqua dei cristiani, non è la prima Pasqua, è questa la prima Pasqua, la Pasqua ebraica. E questa Pasqua ha tanti simboli, tante cose che ci possono insegnare come si può avere un rapporto risanato, un rapporto restaurato con Dio. E li vediamo proprio in questi versetti. Subito c'è scritto che Dio ordina così a Mosè e ad Aronne: il primo mese, questo sarà il primo mese del primo anno. Da lì comincia tutto. Fratelli, quando noi abbiamo un rapporto con Gesù, quando noi conosciamo Gesù, quando noi capiamo il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, niente può restare come prima nelle nostre vite. Comincia qualcosa di nuovo. E per questo in questo momento Dio dice: questo sarà il primo mese del primo anno. Quando tu conosci Gesù, c'è scritto nella Bibbia, tu diventi nuova creatura. Quando tu accetti Gesù nella tua vita, tu nasci di nuovo. Un nuovo inizio è iniziato per te. Oggi noi festeggiamo la Pasqua del Signore. Questa Pasqua è il nuovo inizio per la tua vita. Questa Pasqua deve essere il primo mese del primo anno della tua vita. Io invidio quei fratelli, quelle sorelle che si sono segnate la data del loro battesimo.
perché io non mi ricordo più il giorno esatto in cui mi sono battezzato, e invidio i fratelli e le sorelle che se lo sono segnate, o quelli che si sono segnati il giorno in cui hanno accettato Gesù nella loro vita, perché questi giorni sono i giorni di un nuovo inizio. Questi giorni sono il loro primo mese del primo anno. Questi giorni hanno avuto un nuovo inizio, perché quando noi incontriamo Gesù, quando noi troviamo veramente Gesù, non possiamo più vivere come un tempo. Non possiamo più vivere come un tempo. Quando tu hai un vero incontro con Gesù, non ce la fai più a vivere come un tempo. Tu consegni tutto a Lui. Altri elementi che troviamo in questa Pasqua sono cose da mangiare, erbe amare, il pane azimo, l'agnello. Perché le erbe amare? Noi vediamo che Dio ordina a Mosè di festeggiare questa Pasqua quando il popolo di Israele sta uscendo dall'Egitto per andare verso la terra promessa. Pasqua significa proprio passaggio, e il passaggio che in questo momento il popolo di Israele sta celebrando è il passaggio da uno stato di schiavitù, quella che vivevano in Egitto, a uno stato di libertà. Le erbe amare servivano a ricordare la schiavitù dell'Egitto. Le erbe amare servivano a ricordare la schiavitù da cui stavano uscendo. Anche noi oggi viviamo questo stesso passaggio. Noi attraverso la Pasqua di Cristo viviamo un passaggio dalla schiavitù alla libertà. La schiavitù sotto cui noi eravamo è la schiavitù del peccato, ma attraverso il sacrificio di Cristo noi siamo liberi. Attraverso il sacrificio di Gesù noi siamo liberi. Un altro elemento che troviamo è il pane azimo, che sarebbe il pane senza lievito, perché simbologicamente questo pane senza lievito è importante per avere un rapporto sano con Dio. Nella Bibbia solitamente il lievito è usato per descrivere qualcosa che contamina il resto. Per avere questo rapporto con Dio risanato non ci basta soltanto ricordare quando noi vivevamo nel peccato e sapere che adesso siamo liberi. Per avere un rapporto risanato con Dio noi dobbiamo avere un rapporto sincero con Dio, un rapporto di verità con Dio, non un rapporto di ipocrisia, non un rapporto contaminato, non un rapporto falso, che ogni falsità nel nostro rapporto con Dio possa essere fuori, che noi possiamo essere puri davanti a Dio, che noi possiamo essere limpidi davanti a Dio. Il terzo elemento che noi troviamo è l'agnello pasquale. Questo elemento raffigura proprio Gesù, no? Il sangue dell'agnello che veniva messo sugli stipiti delle porte, affinché quella notte l'angelo che passava potesse risparmiare le persone che abitavano in quella casa. Questo elemento rappresenta proprio Gesù e il suo sangue che ci risparmia dalla morte. Ma questa Pasqua, con tutte queste sue simbologie e tutti i sacrifici che hanno seguito per questa Pasqua, non hanno avuto effetto per liberarci da quel peccato originale, quel peccato che noi abbiamo dentro di noi a causa di Adamo ed Eva, a causa di quel primo peccato iniziale. E per questo motivo Dio ha mandato suo figlio. In Giovanni 3,16 c'è il versetto più conosciuto forse della Bibbia, che dice: ma Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, non pensare che Dio ti ha tanto amato perché tu sei una persona molto amabile. Non è per questo che Dio ti ha tanto amato. Non pensare che Dio ti ha tanto amato perché tu sei molto bello, molto bella, molto buono, molto buona, molto brava. Non per questo Dio ti ha tanto amato. Anzi, agli occhi di Dio noi non siamo così tanto belli, proprio per questo peccato che abita in noi. Dio è così santo che Lui non può neanche guardare il peccato, e questo peccato abita dentro di noi.
Quindi non ti ha salvato perché tu sei amabile. Mi dispiace farti crollare questa tua certezza. Dio ti ha salvato perché Lui è amore. Dio ti ama perché Lui è amore. E ti ha amato così tanto da donare il suo figlio. Isaia ci presenta così l'amore di Dio, ci presenta così Gesù. Voglio leggere un po' di versetti dal libro di Isaia, il capitolo 53. E vorrei che finché leggo tu possa immaginarti veramente Gesù che vive e che soffre queste cose che andiamo a leggere. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era speggiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la bocca, come un agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi, colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesse violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Volevo questa sera leggere tutta la storia di Gesù, tutti gli ultimi giorni, gli ultimi minuti della storia di Gesù che l'hanno portato fino alla crocifissione e poi alla resurrezione, ma penso che non ci sia bisogno. Tutti noi conosciamo questa storia. Tutti noi sappiamo che oggi noi siamo qua a celebrare che Gesù è morto e è risorto, che Gesù è morto per noi. Gesù è morto per te. Oggi tu sei qua a celebrare che Gesù è morto per te. Oggi tu sei qua a celebrare che c'era una croce che era per te. E Gesù ci è salito al posto tuo. Quella croce era per te. Quella croce era per Leonardo, quella croce era per Michele, era per Daniele, quella croce era per Zilda, quella croce era per Anderson. E Gesù ci è salito al posto vostro, al posto di tutti noi. Ci ha proprio tirato giù e si è messo su al posto nostro. Ho sentito una storia in questi giorni che ci fa capire bene
quanto Gesù ci ama. Non so se l'hai già sentita. Questa storia parla di un bambino che si è costruito una macchinina. E questa macchinina era il suo gioco più prezioso. Giocava con questa macchinina tutto il giorno, gli piaceva tantissimo, se l'era costruita lui. Poi di notte la lasciava fuori in giardino e il giorno dopo ritornava a giocarci ogni giorno perché amava così tanto questo gioco. Solo che una notte è arrivata la tempesta. E questa tempesta col vento, l'acqua ha portato questa macchinina, questo giocattolo fuori dal giardino di casa sua, in mezzo alla strada, e l'ha portato via. E questo bambino, guardando dalla finestra di casa sua, ha visto che la macchinina non c'era più, era sparita. È uscito velocemente di casa in mezzo alla tempesta, sotto l'acqua, e ha cominciato a cercare la macchinina dappertutto. E cerca, ma non la trova. E il bambino amava così tanto quella macchinina che non sapeva più cosa fare. Ma a un certo punto finalmente la riesce a trovare. La macchinina si trovava nelle mani di un altro bambino e era tutta distrutta, tutta rotta, tutta rovinata. Però lui l'amava così tanto che dice all'altro bambino: per favore, puoi ridarmela, quella macchinina è mia. E l'altro bambino la guarda e dice: ma questa macchina è tutta rotta, tutta rovinata, però l'ho trovata io, me la tengo io. E allora lui, disperato, dice: ti prego, ridammi questa macchinina, io posso anche pagarti, e ridammi la macchinina. Allora l'altro bambino mette un prezzo, si fa pagare e gli ridà la macchinina al bambino. Il bambino paga la macchinina e tutto felice se la riprende e gli dice: adesso sei mia 2 volte, perché prima ti ho costruito e poi ti ho comprato. Questo è quello che Dio ha fatto per noi. Questo è quanto Dio ci ama. Lui prima ci ha costruito e poi quando ci ha perso, nonostante ci fosse la tempesta, nonostante fossimo in questo mondo, nonostante fossimo tutti rotti e rovinati, coperti dai nostri peccati, Dio è sceso su questo mondo, è sceso in questa tempesta come uomo e ha cominciato a cercarci. Perché se tu pensi che hai trovato Dio, ti sbagli, è Lui che ha trovato te. È Lui che ti stava cercando da prima. E quando ti ha trovato, Lui ti ha comprato. E ti ha comprato attraverso il suo sangue. Quando noi festeggiamo la Santa Cena, che prima ne parlavamo, e beviamo il succo, quello è il sangue di Cristo. Quello è il sangue con cui Lui ci ha comprati. Tante volte noi sentiamo dire: il sangue di Gesù ha potere, c'è potere nel sangue di Gesù. Diciamo questo magari per dire: attraverso il sangue di Gesù posso essere curato, posso ricevere un miracolo, ma non metto in dubbio, il potere nel sangue di Gesù è infinito, ma non è per questo che Gesù ha sparso il suo sangue per noi. Gesù ha sparso il suo sangue per noi perché nel momento che Lui ha sparso il suo sangue per noi, Lui ci ha lavato da ogni nostro peccato. Lui ha riparato a quello che abbiamo letto prima in Genesi 3. Attraverso il sangue di Gesù, per tutto il potere che possa avere, il potere più grande che ha è che tu puoi tornare a essere chiamato figlio di Dio. E questo comporta che Dio, col suo grande amore, in quanto tu sei suo figlio, possa fare miracoli, guarigione, tutto quello che vuoi nella tua vita. Ma guarda quanto Dio ti ha amato. Lui è venuto in mezzo al mondo e anche se eri rotto, se eri sbagliato,
Lui ti ha comprato. Tu sei su 2 volte. L'altro elemento che noi troviamo nella Pasqua che oggi noi festeggiamo è il corpo di Cristo. Noi celebriamo col sangue e celebriamo col corpo. Gesù, parlando del suo corpo, in Giovanni al capitolo 6, dice che il suo corpo è il pane di vita e chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ci sono 3 tipi di fame che possiamo avere, di pane che possiamo desiderare. Uno è il pane naturale, il pane che c'è sotto questa tovaglia, il cibo normale di cui il nostro corpo fisico ha bisogno. Uno è il pane così chiamato antinaturale, tutto ciò di cui il nostro corpo non ha bisogno, tutti i nostri vizi, alcol, droghe, fumo, tutto ciò che contamina il nostro corpo. Il terzo pane è un pane che purtroppo in pochi al giorno d'oggi hanno fame. La terza fame è una fame che in pochi hanno, è la fame sovrannaturale. La fame sovrannaturale. Questa sera Gesù, nel giorno in cui noi celebriamo la sua morte e la sua resurrezione, ti chiede: torna ad avere questa fame, torna ad avere la fame di sovrannaturale, torna ad avere la fame di pregare ai piedi del tuo letto e di pregare e clamare il mio nome. Torna ad avere la fame di leggere, di mangiare la parola di Dio come il miglior pane che tu possa desiderare. Torna ad avere la fame di aprire la tua bocca davanti a persone per portarle a me. Torna ad avere la fame per abbracciare persone, per dare una parola di amore, di consolazione, di conforto. Torna ad avere la fame per il sovrannaturale. Torna ad avere la fame per qualcosa di più che io ti posso dare. Questa sera Gesù ci dice: torna a me. In questa sera di Pasqua, in questa sera in cui noi celebriamo la morte e la resurrezione di Gesù, Gesù ti dice: torna a me. Come io ti ho cercato, come io ti ho trovato e ti ho comprato. Torna a me con la fame di sovrannaturale, la fame di avere più di me ogni giorno della tua vita. Amen. Posso invitarti ad alzarti in piedi? Chiamo il gruppo di lode. La Bibbia ci dice che il peccato nella nostra vita ha un prezzo e questo prezzo è la morte. Qualcuno doveva morire per cancellare quel peccato. Saremmo dovuti essere noi, io e te, a salire su quella croce in quel giorno. Dovremmo salirci forse ogni giorno della nostra vita per ogni peccato che commettiamo, per ogni pensiero sbagliato che facciamo. Eppure Gesù, come sacrificio perfetto, come agnello perfetto, come quell'agnello pasquale che Mosè aveva detto di sacrificare, si è sacrificato per tutti quanti noi e ha cancellato ogni peccato passato, ogni peccato presente
e ha cancellato anche ogni peccato futuro. Questa sera Gesù ti dice: torna a me, perché in me ogni peccato è cancellato, perché io ho pagato il prezzo per ogni peccato. Il sangue di Gesù che noi beviamo è un sangue che grida: il prezzo è già stato pagato, tu sei già salvo. Il pane che noi mangiamo è un pane che punta all'eternità, perché è il pane di vita eterna. E la Pasqua è la festa dell'eternità. La Pasqua è la festa in cui Gesù ha sconfitto la morte. La Pasqua è la festa in cui Gesù ci dice: tu puoi venire a vivere un'eternità insieme a me. Celebriamo questo Gesù cantando a Lui, adorando a Lui, e torniamo al nostro Signore con tutto il nostro cuore. Che in questo giorno di Pasqua, che in questo giorno di festa, noi possiamo renderci conto di quanto Dio ci ama. Che tu possa renderti conto nel tuo cuore di quanto Dio ti ama, di quello che Lui ha fatto per te, di quello che ancora potrà fare per te e vuole fare per te, perché Lui ti ha chiamato ad essere suo figlio. Lui ti ha chiamata ad essere sua figlia. Padre, nel nome di Gesù, Signore, in questa sera di Pasqua, Signore, noi vogliamo ricordare il sacrificio, Signore, che Tu hai fatto per noi. E noi ci rendiamo conto, Dio, che Tu ci hai amato e Tu ci ami. Noi ci rendiamo conto che noi siamo sbagliati, noi ci rendiamo conto che siamo peccatori. Noi sappiamo, Signore, che la nostra vita, Signore, è vana, che non vale niente senza di Te. E noi sappiamo, Signore, che quella sera Tu hai fatto un sacrificio così grande per noi, che in quella sera in cui hai sacrificato il Tuo Figlio Gesù, Tu hai dato tutto quello che avevi per comprare me e ogni mio fratello e ogni mia sorella. Tu hai dato tutto quello che avevi in cambio della mia vita. Io ti prego, Dio, che questo sentimento possa entrare forte nei nostri cuori, che noi riusciamo a capire bene quanto grande è l'amore che Tu hai per noi, perché questo amore è un amore che ci accompagna ogni giorno, e ogni giorno Tu ci fai vivere le meraviglie di questo amore. Nel nome di Gesù, Dio, nel nome di Gesù, Dio, cambia i nostri cuori, cambia i nostri cuori e facci capire quale grande amore Tu hai per noi. Cambia i nostri cuori e metti dentro di noi, Signore, questo sentimento, Signore, questa comprensione di quello che Tu hai fatto per noi, di come Tu sei sceso su questa terra, di come Tu ci hai cercato, di come Tu ci hai trovato, di come Tu ci hai comprato attraverso la Tua morte, e di come Tu il terzo giorno sei risorto, portando ognuno di noi alla speranza di vivere una vita eterna insieme a Te. Per questo noi Ti diamo ogni gloria, ogni lode e Ti ringraziamo in questa serata, nel nome di Gesù. Amen. Prima che io parlassi, Tu cantavi su di me. Tu tieni tanto, tanto a me. Prima che io respirassi, hai soffiato la vita in me. Tu tieni tanto, tanto a me. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa con le
perso il tuo amore. Quando ero perso il tuo amore lottò per me, perché tu tieni tanto, tu tieni tanto, tanto a me. Ero senza valore, ero senza valore, ma tu hai comprato me. Tu sei gentile con me, oh impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa con le 99, se una si è persa non posso comprarlo e non me lo merito, ma lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Alleluia, alza la tua mano. Porta luce alle ombre, sale montagne, distrugge, distrugge. Porta luce alle ombre e sale montagne per incontrarli. Distrugge muraglie e rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Oh, porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Oh, impressionante, infinita audacia, amore, non riposa con le 90, se una Si è persa, non posso comprarlo, lo merito, ma lui per me si è donato. oh impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Alleluia, alleluia. Possiamo fare questa cosa. Io voglio che in questo momento metti la mano nel tuo cuore. Alleluia. Lo Spirito Santo di Dio è qua. Io so che tutti a un certo punto della nostra storia, della nostra vita, siamo stati quella pecora. A un certo punto siamo stati quella pecora che ha voluto esplorare cosa c'era al di fuori della casa. Ha voluto lasciare le sue compagne e andare via. E poi si è persa nei divertimenti del mondo, si è persa in tutto, si è fatta tanto male, perché il mondo l'ha ferita tanto. Però oggi noi ci ricordiamo che c'è qualcuno, c'è il buon pastore che è uscito, ha lasciato tutte le altre
per incontrare noi, che eravamo quella pecora smarrita, ferita. Lui ha deciso di lasciare tutte le altre per occuparsi di noi. E tu pensi di non avere valore? Tu hai un valore inestimabile. Sei stato pagato a caro prezzo. Lui ha lasciato tutto per te, ha lasciato la sua gloria, il suo trono. E tu hai un valore inestimabile. Il suo sangue ti ha comprato a caro prezzo. Tu hai valore. Magari per il mondo tu non hai valore, ma per Dio hai così tanto valore che Lui ha lasciato tutto per te. Lui ha portato luce alle ombre, è salito su montagne, ha distrutto muraglie per incontrare te. E oggi Lui ti ha incontrato. Se tu sei qui è perché Lui ti ha già incontrato, ti ha riportato a casa. E tu sei a casa e non andrai più via, perché la casa del Padre è il tuo posto. Oh, alleluia! Porta luce alle ombre, sale montagne. Dichiara questo per te. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Oh, impressionante, infinita audacia, amore. Non riposa con le 99. Se una si è persa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma Lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinita audacia. Possiamo sentire solo le voci. Oh, impressionante, infinita audacia, non riposa, non riposa. Non posso comprarlo. Oh, impressionante, infinita audacia, amore di Dio. Oh, alleluia. Puoi fare un applauso al Re dei Re. Amen. Stiamo già per terminare questo culto. In questo momento faremo questa celebrazione, questo rituale che, come ho detto prima, non è la Santa Cena, è un modo per vivere la Pasqua come la vissero Gesù con i 12 apostoli, come la vissero Mosè, Aaron, come l'hanno vissuto nel passato. Viviamola anche noi oggi. Tu che vuoi partecipare di questo momento, sentiti libero di partecipare. Non importa che tu faccia parte di questa chiesa, non importa che tu sia battezzato, è un modo per vivere questo momento come è stato vissuto quel giorno da Gesù e dai suoi. Io ho solo una richiesta, vi chiedo di fare una fila e uscire qua fuori, la distribuzione sarà fatta qua fuori, e quando torni al tuo posto, se hai la possibilità, cerca di metterti vicino a qualcuno della tua famiglia per dopo fare una preghiera insieme alla tua casa. Amen? Potete venire qua fuori.
seu filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amen. Quindi insieme adesso prendiamo questo pane, questo succo, come un tempo fecero Gesù e gli Apostoli per celebrare questo giorno di Pasqua.
Dopodiché anche i bambini si riescono ad andare vicino ai loro genitori, alle loro famiglie. Tu che puoi pregare per la tua casa, tu che puoi pregare per la tua famiglia. Se oggi non c'è nessuno qua della tua famiglia, che tu possa essere sacerdote di questa casa e pregare per la tua casa, che tu possa essere uno strumento di benedizione per la tua famiglia e pregare per la tua famiglia. Dovunque sia oggi la tua casa, io sono sicuro che il Dio che è venuto a cercare te sta già cercando anche la tua famiglia. Amen. Quindi prendiamo questo pane, beviamo questo succo e preghiamo per le nostre case. Facciamo un applauso al nostro Signore. Che questa Pasqua, che significa vita, che significa resurrezione,
possa portare vita e resurrezione nella tua casa, che dove c'è un rapporto che sta morendo, questa Pasqua possa portare una nuova vita, che dove ci sono anime che stanno crollando spiritualmente, che questa Pasqua possa portare resurrezione, che ognuno di noi possa sentire questo abbraccio del nostro Gesù, possa sentirsi amato dal nostro Dio. Amen. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni questa settimana? Junior, no? Nessuno ha compiuto gli anni? Pietra ha compiuto gli anni? Qualcun altro che si fa avanti? Qualcuno che è coraggioso, che dice non ho vergogna di prendermi gli auguri della Chiesa? Miguel. Ah, Miguel, di nuovo Miguel. Dopo abbiamo la cucina, c'è pastel questa sera. Se tu sai cos'è, so che lo vorrai mangiare. Se tu non sai cos'è, fermati a mangiarlo così lo scopri, nel senso. Facciamo gli auguri allora a Pietra. Potete stendere le vostre mani verso di lei, tu che credi che nelle tue mani Dio ha messo il potere di benedire. In questo momento vogliamo benedire questo nuovo anno che Dio le ha concesso. Padre, nel nome di Gesù vogliamo, Signore, chiedere che tu oggi possa prendere questa tua figlia tra le tue mani, Signore, che tu possa riempire questo nuovo anno che tu le hai dato con la tua pace, con la tua salute, con la tua gioia, la tua allegria, che le migliori benedizioni possano riposare su di lei e che ogni giorno la tua presenza si faccia sentire nella sua vita. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Pietra, tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. E se qualcuno di voi si è prenotato per la Pasquetta, dopo vada dalla missionaria Giuliani per sistemare tutto quanto, per organizzarci per lunedì, in cui ci vedremo qua alle ore 11. Se qualcuno vuole venire prima a dare una mano per sistemare tutto, sarà molto benvenuto. Che Dio possa benedire la tua casa, che in questo giorno di Pasqua, più che ogni altro giorno, Dio possa portare la sua vita, la sua pace, la sua resurrezione nelle vostre case, ricordandovi in ogni momento quanto Lui vi ama. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.